La DIA di Reggio Calabria ha sequestrato beni per un valore di ben 110 milioni di euro a Federico Marcaccini, detto Pupone, imprenditore immobiliarista romano coinvolto nell'operazione overloading del dicembre scorso contro un'organizzazione di trafficanti internazionali di droga legati all''ndrangheta. Il sequestro, effettuato con la collaborazione del centro operativo DIA di Roma, riguarda 2 alberghi in Sicilia e nel Lazio, numerose aziende situate quasi tutte a Roma e il Teatro Ghione di Roma. La Guardia di Finanza di Reggio ha accertato un'evasione fiscale per 7,7 milioni di euro, di cui si sarebbe reso responsabile Gioacchino Campolo, 72 anni, noto come il re dei videopoker, condannato il 14 gennaio scorso a 18 anni di reclusione per estorsione aggravata dalle modalità mafiose. Campolo, arrestato nel gennaio del 2009, avrebbe manomesso le apparecchiature per evitare che gli incassi venissero trasmessi ai monopoli di Stato. Una giornata della legalità a Crotone è stata promossa per stamani dai genitori del piccolo Domenico Gabriele, il bimbo morto in seguito alle ferite riportate dopo una sparatoria su un campo di calcetto a Margherita, avvenuta il 25 giugno del 2009. Proprio oggi, infatti, il piccolo Dodò avrebbe compiuto 13 anni e così i suoi genitori, Giovanni e Francesca, hanno pensato a questa manifestazione con testimonianze di vita vissuta, di tragedie legate alla mafia e di legalità. Giunge alla quinta edizione il premio per la cultura mediterranea. La presentazione questa mattina nella sala del Consiglio della Fondazione Carica alla Cosenza. Il premio si svolgerà venerdì 21 ottobre 2011 alle ore 17:30 nella splendida cornice del Teatro Alfonso Rendano, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, politiche, militari e religiose ed esponenti della cultura e della società civile. La serata sarà condotta per il secondo anno dal giornalista del TG1 Rai, Attilio Romita.